Corte d'Assise di Venezia, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Visti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale perpetua.